la realtà aumentata, naturalmente per chi possiede il potere della tecnologia della finanza. Si tratta della creazione di macchine che apprendono e si sviluppano autonomamente, capaci di trasformare il mondo che le circonda. Si parla di intelligenza artificiale simile a Dio. Gli esperti hanno creato questo neologismo. È un futuro, no? Ci dirà Carlo, che è un presente in cui si stanno investendo miliardi di dollari di investimenti. Enormi poteri che si concentrano nei detentori del sistema tecnofinanziario. Un sociologo attento anche a queste questioni, Mauro Magatti, ha scritto recentemente: non si tratta qui di essere pro o contro la tecnologia. L'uomo è tecnico fin dall'origine e alle future generazioni toccherà comunque vivere nel nuovo ambiente che sta prendendo forma. Si tratta piuttosto di fare quello che in ogni epoca è stato necessario: discernere le opportunità e i rischi come due facce della stessa medaglia, adottando tutte le contromisure per rendere possibile un adattamento sensato alle nuove condizioni, per rendere l'ambiente digitale amico della libertà e della democrazia. C'è infatti bisogno di investire sull'intelligenza umana, sapendo che se non lo faremo con la necessaria forza e tempestività, le grandi opportunità del digitale si trasformeranno in disastrosi fattori di distruzione. E infine un terzo tema: le conseguenze dell'enorme potenzialità delle bioscienze e delle applicazioni tecnologiche. Chi guarda il dito e non guarda la luna. Un tipico esempio è il dibattito sulla maternità surrogata, presentatoci con una semplificazione indegna della complessità del problema. I diritti del singolo, il desiderio dell'io che si trasforma in diritto civile. Cambierà molto, cambierà perfino anche il modo in cui la razza umana si riprodurrà. Ma come non porsi gli enormi problemi posti dall'impatto della tecnoscienza nel campo dell'umano? Manipolazione genetica, riproduzione artificiale, clonazione, protesi cerebrali, libera determinazione di genere. Ma chi è che controlla questi fenomeni?